Qua è capace che entra Malquit, il social media manager del Napoli, al posto di Lozano. E non riposo manco stavolta Di Lorenzo. Amici bellini, io sono tesissimo, sono emozionatissimo, sono tesissimo. Spalletti si è messo la maglietta, quella là. Io ho fatto il possibile per controbilanciare, perché non si sa mai. Se è andata come è andata, il tasto like voi lo sfondate stasera, lo sfondate proprio a doppia, a tripla cifra, senza dubbio. Se invece non è andato, cominciate a mettere i like per il Sassuolo. Vai. Bravo Insigne, bello Koulibaly. Partito benissimo. Bravo Lozano, bravo. Dai. Ah! Madonna mia, gol. Zelinski secco, bello potente, bello il sinistro secco di Zelinski. Di sinistro, perché Diego Armando Maradona. Niente, non è successo niente, assolutamente niente. È perché Mertens sta lì e crea scompi. Niente, assolutamente niente. Like per Zelinski, ma a prescindere, mettete il like per Zelinski. Sì, perché bene, sono aggressivi loro. Ed è Insigne che si trova lì. Sono aggressivi loro, quindi noi 1-2 stretti veloci, bravi. Vedi, stiamo palleggiando in faccia a Sarri, perché proprio è anche una questione psicologica. Mamma mia. Driss, lo metti a terra. Mamma mia. Ok, questo è un Eurogol oppure no? Mi dovete dire se questo non è un Eurogol, che mi comincia a fare piangere come quando con la Roma. No, rivediamolo, non sono sicuro. No, vabbè, io a stento posso crederci. Ci credo a stento. Sapete qual è la cosa? È che Mertens è un ex giocatore che va solo a prendere la parigina dal vapoforno. Io non... mamma mia, vabbè. Un po' di fazzolettino come ai vecchi tempi. L'ho fatto molto bene. Bravo Mertens. A morire. Ma che è questo controllo del fuorigioco? C'è 1 metro di spazio, 1 metro, 10 metri di spazio. Ma non vanno i bombi, fate ridere. Vabbè, io lo so che Insigne vuole tirare a porta, perché più o meno è la distanza di quando lo fece con la Roma, con questa maglia qua. Però non esageriamo. Vedi che io lo conosco a memoria, Lorenzo. Io li conosco a memoria i miei bambini. E non me ne volete dare atto. Non me ne date atto. Bravo Fabian su Immobile. Bravo Lozano, sta giocando bene. Che fai Patrick? Il no look. Vai Lollo. Provaci. Bravo Fabian. Fabian sta facendo lui l'anghissà e lo bot che regista proprio puro. Bravo Rachmani. Bello, vedi come stanno chiedendo il rapporto con Lozano, dai. Insigne si è marcato a Zelinski. Di Lore. Beh, bravo Lozano. Sì, vabbè, giochiamo di prima e fatemi emozionare, è finita così. Bravo Fabian, bravo Insigne. Vabbè. Bellissimo tutto ciò. Bravo col destro Mario Rui. Cerca lo spazio. Immobile se l'è fatto a Rachmani. Avete sentito a Ospina come ha luccato a Zelinski? Gelo, resta sul palo. Il fatto del gol subito, quello là. I portieri parlano. No, Di Lorenzo no. Bravo. Ma voi lo vedete a Mertens che regista offensivo che è? Madonna mia, vai Fabian. Vai Mario. Buono. Bello. Mamma mia, Ospina miracolo. Bellissimo, mamma mia, dove è volato? No, Madonna mia. Signori, li abbiamo fatti svegliare? Non piaciamoci troppo, dobbiamo essere cattivi sotto porta. Più cattivi. Guarda Mertens pure di testa. Bravo Lozano. Ci prova Marietto. Bravo Mario Rui. Silva Duarte. C'è Mertens. Non ha aspettato nemmeno. Non l'ha controllato nemmeno. Signori, ha fatto un gol tipo quello là di Torino. No, vabbè, ciao. Allora, domani, 29 novembre, si dà il pallone d'oro. Io lo so che Jorginho ha segnato il rigore. Lo so Lewandowski, lo so Messi, tutto a posto. Dries Mertens.
Ciao. Pure Spalletti fa così. Mamma mia, mamma mia. No, vabbè, perché non è... Sono quelle cose sovrannaturali. Noi parliamo di calcio, quello che volete voi. Le cose sovrannaturali succedono nel calcio, non... È così. A fine video controllate lo store del Napoli e vedete che questa qua azzurra è sold out, perché se la sono comprati a fine primo tempo. Controllate. Vede il movimento. Bravo Mertens. Se la fa scippare da Dries Mertens. Mi metto a piangere. Guarda come si sta divertendo. Bravo Bobotta. Ehi, l'ha subito il fallo, eh? Di frustrazione. Si ammonisce qua. Tanto è lui ammonito. Non ti far provocare. Non l'accettare. Ma Orsato, come sei tediante, eh? Guardami negli occhi, vieni qua, innervosisci così. Si può essere autoritari, autorevoli senza essere indisponenti. Orsato. Ma addirittura Insigne ha calmato Spalletti. Mamma mia, bellissimo. Ah, Fabian. Di meno Mario Rui ha battuto Fabian. Bravo. Bellissimo Di Lorenzo, dai Lozano, fatelo fa. Koulibaly, e il petto lì è una questione di un po' di presunzione, eh? Non c'è bisogno. Ancora Lobotka. Non si passa. Ancora Lobotka che sa dove deve stare. Mamma mia, Lozano, era buona questa. Koulibaly. Fabian, unica nota non proprio positiva di questo primo tempo. Molti errori, meglio in copertura che in fase. Meglio Lobotka. Ma voi dovete lasciare adesso i like. Ve ne avevo chiesti 1000? No, 1400 minimo, perché il numero di Lozano. Il numero di Mertens. Il numero di Mertens. Dai, niente è successo, niente, 0-0. 0-0. Bravo Zelu. No, Lobotka non te lo fai. Ha sbagliato l'appoggio, ma la recupera. È il fallo di Zelinski, ma va bene. Bello. Il velo è... ce l'ha ancora. Ehi. Non c'era il fuorigioco di Lozano, guardate il piede di Acerbi, non c'era. Qua è capace che entra Malquit, il social media manager del Napoli, al posto di Lozano. E non riposo manca stavolta Di Lorenzo. Mamma mia. Bello Zelu. È bellissimo. Bravo Fabian. Zelu. C'è Mario Rui di destro, madonna Miro Carmen. Ma voi dovete capire, se Mario Rui prima ci prova di testa è miracolo di Andanovic, poi di destro Reina, così sta per arrivare il gol di Mario Rui, segnatevelo. La notizia è che i capelli di Elmas sono lunghi abbastanza per fare il codino. Questo poi è la cosa che dobbiamo sottolineare, l'approfondimento, questo è. Giusto far riposare Lozano, che è l'unico del suo ruolo in questo momento. Giusto. Non era fallo qua, Orsato. Guarda Rachmani, la pressione è alta eppure spinto. Pedro, gran forma, Bravo Petagnone. Mamma, mi sei scartati 4. Spalletti, devi far entrare Gulam e Malquit immediatamente. Basta. Spalletti out. Signori, Bobotta, partita sontuosa. Questo è materiale per Super Sarri Bros, che però è Super Napoli Bros, Super Spalletti Bros. Gerardo, mettiti al lavoro, che abbiamo fatto delle uscite, tutti i tocchi di prima, belli. Spalletti, terzini, che stiamo aspettando? Un paio di minuti per Malquit, dai. Fabian. Mamma mia, applausi. Il sinistro, perché il sinistro, come con la Roma, il sinistro. Hai visto come si prepara? No, vabbè, che spettacolo. Ho creato un cago. Abbiamo un nuovo meme. Esce Fabian. Al quit e Gulam, come vi avevo chiesto, e Di Lorenzo non esce, signori, è incredibile. Io ve l'avevo detto che Malquit finiva alla destra, poi voi non mi volete credere. E non vi iscrivete al canale, questa è la cosa bella. Io, povero Immobile, non ha toccato mezza palla nel secondo tempo. Mamma mia, frustrante. Signori, 1400 like senza proprio discussioni. Il Napoli dà un bel segnale al campionato. È entrato anche Malquit, ma Di Lorenzo non riposa. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Andiamone a parlare live, dai. Ciao, sono Saveria Solida.
se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.